Beh, noi abbiamo presentato nel 2010 un piano per la tutela del dissesto idrogeologico che vale 2 miliardi 731 milioni. La nostra parte l'abbiamo fatta, 925 cantieri aperti in 3 anni e chiusi, la volontà di intervenire su su 223 comuni. Oggi serve un piano generale per la tutela del dissesto. Ricordo che il 14% della popolazione in Veneto e in Italia vive in zone a rischio. Ok, ragazzi. Ecco, Letta molto probabilmente parlerà della montagna, del voto, eccetera, eccetera. La tua posizione in proposito della provincia, del voto in provincia, no, la tua posizione in proposito, la montagna, la provincia deve ovviamente... Ma la partita della provincia è chiara, noi abbiamo 2 province in Italia che sono Sondrio e Belluno che sono tipicamente montane, sono totalmente province montane. Quindi una realtà provinciale e sovracomunale in questi territori è quanto mai indispensabile. Per cui io spero che assieme a questa necessità se ne trovino altre che sono scritte nella Costituzione già dal 48, che è quella di dare il federalismo e autonomia a tutti i territori, poi a prescindere dall'altitudine. I sindaci gli chiederanno di superare il patto di stabilità per garantire ai comuni, soprattutto ai piccoli comuni, i fondi necessari per mantenere i servizi. Ma io sono convinto di una cosa, che noi stiamo facendo ormai la parte dei mendicanti, dobbiamo sforare il patto di stabilità, io condivido questo, dobbiamo chiedere di essere meno tassati, la verità è che noi lasciamo 18 miliardi di tasse all'anno a Roma perché abbiamo un residuo fiscale attivo e proprio per questo motivo dovremmo a questo punto star meno col cappello in mano e fare in modo che qualcun altro se lo tenga questo cappello. L'altro giorno hai dichiarato a proposito di Lampedusa che l'Unione Europea ha fatto il giro del palo, un'altra tragedia, l'Europa ancora assente. Ma l'Europa è assente e abbiamo incontrato proprio ieri sera la figlia di Spinelli, si è parlato di Europa e la verità è che l'Europa oggi non ha una dimensione politica, non è autorevole, il Presidente della Commissione Europea viene ancora eletto non viene ancora eletto direttamente dai cittadini e questo indebolisce l'azione politica, ma soprattutto ricordiamolo che non si può essere forti in Europa se si è deboli in casa, ed è quello che sta accadendo all'Italia. Il Mose è avanti tutta nonostante tutti i guai giudiziari. Il Mose non deve essere un'incompiuta perché è un'opera che nella sua peculiarità deve essere terminata al 100%, altrimenti non funziona. Per cui si sono spesi già miliardi di euro per avviare tutti questi stralci, bisogna concluderla. È fondamentale concluderla. Non dipende da noi questa opera, è stata pensata in anni molto in là nel tempo, oggi noi ne abbiamo ereditato i cantieri che vanno chiusi.